Il Padova ha cambiato molto, la Reggina pochissimo. Strategie opposte dopo la delusione di giugno ai playoff, con le due squadre eliminate entrambe dal Novara, promosso in Serie A. Stasera forse inizieremo a capire chi ha fatto la scelta migliore, anche se ovviamente in questa fase della stagione i calabresi hanno meno problemi di amalgama. Nel Padova parte dalla panchina Cacia, il bomber acquistato solo 2 giorni fa, assenti invece i 2 attaccanti sloveni chiamati dalla nazionale, Lazarevic e Jelenic. Subito le formazioni: dal canto il più giovane tecnico della B, che lo ricordiamo finora non ha mai perso nella stagione regolare, con 7 vittorie e 5 pareggi, schiera il 4-3-3. Pellizzoli in porta, Donati, Schiavi, Legati e Renzetti in difesa, Bovo, Milanetto e Marcolini a metà campo, Cutolo, Ruopolo e Dramè in attacco. La Reggina di Roberto Bredi in campo con il 3-5-2, Kovacic tra i pali, Cosenza, Emerson e Marino il reparto arretrato, Colombo, Castiglia, De Rose, Missiroli e Rizzato a centrocampo, Campagnacci e Bonazzoli di punta. Arbitra Baracani di Firenze, assistenti Schenone e Vicinanza. A Padova è una serata calda, la temperatura è attorno ai 27 gradi, alto tasso di umidità, terreno di gioco in buone condizioni, sugli spalti circa 8.000 spettatori. Studio. Le trame col pallone a terra, controlla. Scusami, rigore per il Padova, un fallo di mano in area, mi è parso di Bonazzoli su un calcio di punizione deciso. Baracani ha indicato il dischetto del rigore, chiamerò quando tutto sarà pronto. Andiamo a Padova. Sì, qui c'è il pronto Cutolo per battere il calcio di rigore, una punizione dal limite dell'area, probabilmente Cosenza ha toccato la palla con la mano in barriera, l'arbitro era vicinissimo, ha indicato subito il dischetto del rigore. Adesso parte Cutolo con il destro, il tiro altissimo sulla traversa, fuori il tentativo di realizzazione di Cutolo e quindi il risultato rimane al 9° minuto, Padova 0, Reggina 0, linea Modena. Di trasformazione di questo penalty, il gol del Padova, Dramè. Il gol di Ciro Immobile, il Pescara è in vantaggio sul Empoli 1-0, esattamente al 9° il gol di Ciro Immobile e la linea a questo punto. Allora no, Padova, vai. Sì, il gol di Dramè al 12° minuto. Il Padova, dopo aver fallito un rigore, si è riversato in attacco. Dramè, il franco-senegalese, il dribbling al limite dell'area, il tentativo di tiro con il sinistro, deviazione di un reggino che ha spiazzato letteralmente Kovacic, la palla è finita in rete. Quindi siamo al 12° minuto, Padova 1, Reggina 0, la linea penso a Modena. No. 10 minuti, Padova 1, Reggina 0, ma il Padova è davvero in grande difficoltà, incredibile l'opportunità fallita dalla Reggina, un traversone da sinistra, la correzione di testa di Bonazzoli, poi la deviazione sempre di testa di Campagnacci a un paio di metri dalla linea di porta e la palla a lato. Subito dopo, sfortunatissima ancora la Reggina, una grande azione di Campagnacci per Rizzato in diagonale, bravissimo Pellizzoli che però è riuscito solo a ribattere sui piedi di Castiglia dal vertice destro dell'area piccola, il tiro comodo con il piatto sull'esterno della rete. Reggina che sta sprecando davvero troppo. 10 minuti e mezzo, Padova 1, Reggina 0, Modena. Siamo a Padova. A Padova manca un minuto alla fine dei 5 di recupero. Pochi istanti fa, pericolosissimo il centravanti della Reggina Bonazzoli, in mischia un colpo di testa anticipato il portiere Pellizzoli in uscita, la palla ha sfiorato l'incrocio dei pali. Reggina davvero molto vicina al pareggio, mancano 40 secondi alla fine, Padova 1, Reggina 0, dimmi Corsini. Fino al termine. Ecco, adesso c'è Pellizzoli che rinvia il pallone con il destro, che scavalca la linea di metà campo. Il Padova è in ginocchio, si sta difendendo con le ultime forze. La Reggina invece sembra più tonica, o perlomeno sta cercando di pareggiare. Ha fallito, come dicevo prima in cronaca, moltissime occasioni da gol. Il Padova è stato più concreto, il tiro di Dramè deviato da Emerson per il gol dell'1-0 e il Padova tenta di portare alla fine questa vittoria, di conquistare questi 3 punti. Ancora pericolosissima la Reggina, il tiro di Castiglia, la palla finisce fuori, vorrebbero il calcio d'angolo i giocatori della Reggina, l'arbitro invece fa segno. Zennaro, c'è il finale del Pietro Barbetti, Ascoli batte Gubbio 3-2, a te la linea. Le proteste di Bonazzoli, ho visto anche un cartellino rosso probabilmente proprio per Bonazzoli, l'entrata su Castiglia al limite del regolamento del difensore del Padova, protestano
protestano i giocatori della Reggina, chiedono il calcio di rigore, invece l'arbitro ha fatto segno che non c'è un fallo da rigore. Sono scaduti 5 minuti, anzi 5 minuti e mezzo, se ne sta andando dal campo protestando Bonazzoli, sta uscendo, operazione molto lunga. Il portiere Pellizzoli è pronto per rimettere in gioco questo pallone. Sono già 6 i minuti di recupero, un finale di partita davvero molto nervoso. C'è stato una spizzata di testa di Bonazzoli che ha prolungato per Castiglia. Sul tiro di Castiglia mi è parso Legati, è andato in contrasto, Castiglia è volato a terra dopo aver colpito il pallone. Per i giocatori della Reggina c'era un fallo da rigore, l'arbitro ha fatto segno di proseguire. Proprio adesso l'arbitro Baracani fischia la fine dell'incontro a Padova batte Reggina 1-0.